Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, edizione flash del pomeriggio del nostro audio video giornale con gli aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Apriamo subito con una notizia dell'ultima ora. È stato recuperato dall'Eli Soccorso in gravi condizioni l'escursionista LN, le sue iniziali, 62 anni, precipitato nel primo pomeriggio di oggi dal sentiero che attraversa il Colle dei Larici sul versante meridionale dell'Altura. A raggiungerlo è stato l'equipaggio a bordo dell'Eli Soccorso, calato sul posto con il vericello. Prima è stato sbarcato il tecnico del soccorso alpino e poi una seconda vericellata il medico e l'infermiere di bordo. Da qui il trasferimento successivo in elicottero all'ospedale di Udine, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni, come detto, sono critiche. E adesso cambiamo completamente argomento, andiamo a Monfalcone con il messaggio di fine anno del sindaco Anna Maria Cesinta. È stato un 2021 difficile, ma è stato un anno in cui abbiamo capito che possiamo farcela. Bisogna che tutti assieme continuiamo su questo percorso perché è quello vincente. Dobbiamo star vicino a chi ha bisogno, è necessario che creiamo delle condizioni concrete perché ciò avvenga. I nostri giovani che hanno subito situazioni molto complesse hanno il diritto di poter avere un futuro sul nostro territorio e noi tutti insieme dobbiamo cercare di correre su questa strada. Credo che il 2021 abbia dimostrato che la riscoperta dei valori è un aspetto importante che poi ci aiuta con determinazione a fare le cose giuste. Abbiamo riscoperto che la salute è essenziale, che lo è il lavoro, che lo è la capacità di fare sistema e di stare insieme. Ecco, quindi voglio augurare con un abbraccio a tutti un 2022 di salute, di lavoro e di condivisione. Ecco, noi ci saremo. E adesso torniamo in studio e andiamo a vedere i numeri del Covid in Friuli Venezia Giulia. Su 11.301 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.877 nuovi contagi con una percentuale di positività del 16,61%. Sono inoltre 14.341 i test rapidi antigenici realizzati, dei quali sono stati rilevati 484 casi, il 3,37%. Scusate. Lo ha comunicato il governatore della regione con delega alla salute Riccardo Riccardi. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 4 persone, una donna di 97 anni di Trieste, deceduta in una RSA, una donna di 80 di Tricesimo, deceduta in ospedale, un uomo di 78 anni di San Dordigo della Valle, deceduto in ospedale, e un uomo di 75 anni di Sacile, anch'egli deceduto in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 28 e i pazienti ospedalizzati in altri reparti 287. E ora gli auguri da parte del sindaco di Forni di Sopra, Marco Lenna. Cari fornesi, siamo a poche ore dalla fine del 2021 e volevo augurarvi il miglior fine anno e il migliore inizio dell'anno nuovo. Però prima di tutto volevo fare un piccolo bilancino sulla nostra località turistica. Siamo riusciti a tempi di record ad aprire il patinaggio con grande capacità e fortuna. Siamo riusciti anche a rendere fruibile il complesso palestra piscina. Il demanio sciistico è operativo, compresa la pista da fondo che è illuminata anche la sera. Diciamo che la struttura di Forni di Sopra dal punto di vista del turismo è al top, è ricettivi dal punto di vista della ricezione, siamo operativi in tutti i sensi, quindi non mi resta che augurarvi un bellissimo fine 2021 e uno stupendo inizio 2022. E noi ci associamo alle parole del sindaco Marco Lenna per dire che questa è l'ultima edizione per quanto riguarda il 2021 del nostro audio video giornale,
Chiaramente le notizie, l'informazione su friulitv.net continueranno anche nel 2022. Non resta che augurarvi una buona notte di San Silvestro e soprattutto da parte mia e da parte di tutto lo staff di friulitv.net un buon 2022 a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.